Buongiorno dell'Andro Maggi, buongiorno da Rosolina. Oggi è un'occasione ghiotta perché il 3 e il 4 di ottobre si vota per il sindaco. Sappiamo che il sindaco d'Italia è al secondo mandato, quindi non potrà essere rivotato. Ci sono 2 liste già pronte, forse 3, però vogliamo chiedere alla popolazione di Rosolina cosa chiederanno o cosa vorrebbero facesse il prossimo sindaco. Andiamo. Cosa vi aspettate dal prossimo sindaco? Che aumenta le pensioni, che tira via il virus. Beh, questo sarebbe auspicabmica per tutti. Penso che aumenta le pensioni, tira via il virus, stiamo bene. Un bilancio di 8 anni di Vitale, buono da 1 a 5, buono, medio o scarso? Per quel che mi riguarda, diria discretamente. Io sono da qua, manutenzione alle strade, le strade di periferia fanno leggermente pietà. Sbancare un po' le strade e asfaltare se possibile, perché ripeto, le strade di periferia sono messe molto male. Altre cose? Altre cose, la sicurezza se possibile. Perché ultimamente ci sono stati fatti di... parecchi furti, tempo addietro, anche di recente, spesso succede. Sono venuti anche a casa mia. Aia, per questo è coinvolto. Appunto. E dopo insomma amministrare bene in generale. Così. Se potesse fare un bilancio di questi 8 anni di Vitale, cosa direbbe? Buoni da 1 a 5. Adesso qua no. Non si vuole sbilanciare, vabbè. Non si vuole sbilanciare. Cosa chiederebbe il prossimo sindaco? Niente. Niente? Le va bene così? Sì, per carità. Chiedere qualcosa a un sindaco di Rosolina è quasi impossibile, perché per governare un paese ci vuole competenza e a Rosolina è difficile trovare qualcuno che abbia la competenza per amministrare un paese, ci vuole una visione. Noi abbiamo la fortuna di vivere in una zona veramente importante, collegata al famoso Delta del Po. Tutti parlano del Delta del Po, chi lo vuole Veneto, chi lo vuole Ferrarese, e l'unica soluzione a mio avviso sarebbe un Delta del Po nazionale. Così facendo si potrebbero avere finanziamenti a livello europeo e sviluppare il nostro territorio non solo sotto il profilo turistico ma anche sotto il profilo della pesca, che tutti i sindaci e amministratori ne parlano, dell'agricoltura che tutti ne parlano, ma nessuno fa assolutamente niente. Non voglio parlare della viabilità perché è una cosa assurda. Trovare uno molto più bravo, perché con questo io ho trovato solo rogne e basta. Che basta questo? Che avevo la roulotte, mi ha fatto portare via la roulotte in spiaggia e che ne puoi evitare. Con questo trovo mai ne saluto neanche. È un fatto personale questo, però per il resto al prossimo sindaco, al di là di riportare la sua roulotte al mare, cosa chiederebbe? Che faccia più lavori, che metta bene queste strade, che sistema un po' di più anche al mare, che faccia... Questo qui se ne è fregato altamente, come le dico la verità io. Cosa chiedereste al prossimo sindaco? Non chiedo niente perché di tutti e 3, se saranno 3, hanno fatto poco negli ultimi 5 anni e faranno 0 meno nei prossimi. Sono tutte quante bugie, un'ipocrisia dietro l'altra. Scrivi, punto, e tranquillo. Allora, lei di Lega Ambiente, cosa si aspetta dal prossimo sindaco? Io mi aspetto quello che non hanno fatto negli ultimi 50 anni. Marciapiedi, fognature, ciclabili. Una vita in un paese come questo dove non c'è nessun rispetto del territorio e dell'ambiente. Assolutamente siamo abbandonati dalle istituzioni. Questo mi aspetto. Un'amministrazione seria che si decida di fare un progetto unico per tutto il territorio, dove vengano messi tutti quanti i paletti, dove deve essere ricostruito completamente questo paese, perché è assolutamente autodistrutto, perché manutenzioni quasi zero. Strade di 50 anni fa, mai fatto assolutamente nulla, solo tacconi. E ci aspettiamo invece una serietà e anche un impegno delle amministrazioni, non solo a venire quando vogliono il voto e dopo non si vede più nessuno. Ci sarebbero tante cose da fare, però le amministrazioni, una cosa se posso chiedere, alla prossima amministrazione deve impegnarsi, se vuole sviluppare la propria comunità, far sì
che il transito degli autotreni non sia più attraverso il centro del paese, ma dare la possibilità agli imprenditori locali, attraverso agevolazioni fiscali, di spostarsi e di creare una zona artigianale nella Romea o fare una circonvallazione in modo tale che il traffico pesante non passi più per il centro del paese. Così facendo io sono perfettamente convinto che gli imprenditori locali ne sarebbero felici. Problema numero 1, problema sociale, barriere architettoniche, siamo sotto lo zero. Addirittura nel 2021 abbiamo fatto, dico abbiamo fatto perché io non sono da qua, sono un veneziano dell'entroterra Cavarzerano. Però abita qua. Comandi? Abita qua. Cosa vuol dire? No, chiedo. No, abita qua. Se le cose non vanno bisogna saperle dire. No. Vietato tacere. Bravo. Vietato tacere. Quindi nel 2021 denunciami. Che sta cinepresando, devo andare in radio. Quindi avanti. Quindi nel 2021 hanno fatto uno scivolo nuovo sul retro del comune, perché i disabili sono classe di serie B e non devono passare per entrare nel comune davanti, ma di dietro. Strano caso, questo scivolo che è stato fatto, lo urlo a tutta la popolazione, non ha neanche la possibilità di entrare dentro nella rampa, quindi manca l'agibilità non so se la daranno, manca la possibilità di accedere. Nel 2021 siamo ancora alle calende greche. Per quanto riguarda la disabilità non dico altro perché è una vergogna continua. Grazie per la tua domanda, mi rispondo subito, mi dispiace ma non le do una risposta. Intervista finita, che dire, innanzitutto la gente è abbastanza sfiduciata, quasi tutti hanno detto che chiunque verrà non riuscirà a risolvere i problemi atavici di queste città, al di là dei problemi classici di viabilità eccetera, però è venuto fuori per esempio un problema interessante ed importante della viabilità per quanto riguarda i camion che passano attraverso la città. Tante cose sono venute fuori, un po' di accredine, un po' di nervosismo, ma che comunque vedremo il prossimo sindaco cosa riuscirà a risolvere. Leandro Maggi, come sempre, un piacere stare con voi.